Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Palermo, arrestato il boss Giuseppe Auteri, era latitante dal 2021. Il reggente del mandamento di Portanuova si nascondeva in un appartamento nei pressi della stazione. Aveva con sé una pistola. Sgominato il mandamento mafioso di Trabia, 19 gli arresti, ricostruiti gli assetti e i vertici del clan, ramificato in tutto il comprensorio palermitano. Non pagate il pizzo, denunciate questi farabutti. Al TG Sicilia l'appello dell'imprenditore palermitano che ha fatto scattare gli arresti per 9 persone tra Lo Sperone e Brancaccio. Biancavilla si picchiavano in strada con mazze da baseball, la rissa scoperta grazie ai sistemi di videosorveglianza e le immagini postate sui social. 8 denunciati, 5 sono minorenni. Siamo preoccupati per la vita di Filippo, la mamma del giovane siciliano rinchiuso da 10 mesi in carcere in Romania chiede aiuto. Mio figlio è molto provato psicologicamente. 3.000 trapianti in 25 anni, l'Ismet di Palermo, centro d'eccellenza internazionale, le storie di chi è nato una seconda volta grazie a un trapianto. Il calcio, il Catania delude ancora, solo un pareggio contro il Monterosi, penultimo in classifica, vola invece il Messina che si avvicina alla zona play-off. Palermo, arrestato il boss Auteri, era sfuggito alla cattura dopo il delitto in Contrera. Il reggente del mandamento di Portanuova era latitante dal 2021, si nascondeva in un appartamento in via Giuseppe Recupero, aveva con sé una pistola. Vediamo. Era latitante dal 2021, reggente del clan di Portanuova, cercato anche all'estero. È stato arrestato oggi pomeriggio nella zona della stazione centrale di Palermo. Manette per il boss Giuseppe Auteri, 49 anni. L'indagine sul capo mafia palermitano di Portanuova è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia. Auteri era riuscito a sfuggire al blitz denominato Vento, scattato dopo l'omicidio del boss Giuseppe Incontrera. Il reggente del mandamento si trovava in via Giuseppe Recupero nella zona di via Oreto in un appartamento. Era armato e aveva con sé una pistola. È stato sorpreso dall'arrivo dei carabinieri che da tempo erano sulle sue tracce. Non aveva via di scampo, in casa c'erano diverse migliaia di euro. Nel pomeriggio il blitz e poi le manette. Il capomafia Tommaso Lopresti gli aveva assegnato un delicato compito, quello di tenere la cassa del mandamento, e lui aveva eseguito reggendo il clan. È stato un arresto molto importante, abbiamo arrestato Auteri Giuseppe, quindi riconosciuto come il capo del mandamento di Portanuova, 48 anni, è stato arrestato oggi pomeriggio dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale con il supporto dei carabinieri del ROS, il supporto tecnico. Ovviamente abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza del 2022 che era stata emessa dalla Procura di Palermo, è un risultato importante, quindi si continua ancora nell'azione di contrasto contro la criminalità organizzata per rendere una città sempre più sicura e quindi per superare questa criticità che da tanti anni interessa la città di Palermo. Auteri al momento dell'arresto non ha detto nulla, non ha opposto resistenza. Adesso indagini in corso per capire chi ha aiutato il boss nella sua latitanza. Azzerato nella notte il mandamento mafioso di Trabia, 19 i provvedimenti per i componenti del clan che stavano incrementando il loro potere sul territorio delle Madonie tra estorsioni e lesioni personali. Roberta Lunghi. Nella mafia che si riorganizza e definisce capi e reggenti c'era anche quella del mandamento di Trabia, che nella notte ha subito un duro colpo fino all'azzeramento dei nuovi componenti che stavano prendendo sempre maggiore potere sul territorio. I carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Termini Imerese di Palermo hanno infatti eseguito 19 misure cautelari firmate dai magistrati della DDA di Palermo guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. In carcere sono finiti capi e affiliati
affiliati delle famiglie di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, Vicari e Cerda, a seguito di indagini partite nel 2015. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali, minacce, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Gli approfondimenti investigativi hanno messo in luce il nuovo organigramma del mandamento mafioso di Trabia, ma anche delle famiglie adesso collegate, dopo l'incisiva azione di contrasto di un'operazione antimafia del 2016 che aveva documentato legami e connivenze con i mandamenti mafiosi limitrofi. Nell'operazione di ieri che ha portato all'arresto di 9 persone tra Lo Sperone e Brancaccio, un solo imprenditore ha denunciato il pizzo ed è la terza volta che succede. Lo abbiamo intervistato. Ci accoglie nel suo studio che si affaccia su una delle parti più belle della città. Lui è Giuseppe Piraino, imprenditore edile, l'unico ad aver denunciato il pizzo nell'operazione che ha portato in manette 9 persone tra Lo Sperone e Brancaccio, dopo l'omicidio di Giancarlo Romano. Piraino per la terza volta ha denunciato chi gli ha chiesto di pagare una tassa alla mafia, dopo che la sua ditta era impegnata in un lavoro di ristrutturazione in via Messina Marine. L'unica cosa molto importante che fa clamore e mi fa veramente piacere, ne vado orgoglioso, è che i miei stessi operai hanno fotografato questi farabutti che sono venuti a chiedermi il pizzo, oltre che io naturalmente ho sempre le videosorveglianze, i miei sistemi di controllo, ma questa volta ho avuto molto supporto proprio dai miei ex collaboratori. Dì al tuo titolare di mettersi a posto, così è scattata la denuncia. Come al solito vengono, chiedono di parlare col titolare, dite al titolare che si deve mettere a posto, vedete che finisce male, le solite parole da copione. Quello che fa male è vedere una società come Palermo, una comunità che purtroppo non prende ancora l'iniziativa della denuncia, non è un fatto dato per scontato, anzi bisogna lavorare molto. Oltre 14 episodi di estorsione senza nessuna denuncia. Nell'operazione di ieri, numeri inquietanti. Questa è la cosa appunto che rientra nel sistema più che altro mentale delle persone, è questo che ci distrugge. È intrinseco in alcuni di noi purtroppo, non in me di sicuro, che questo atteggiamento, questo tipo di realtà sia conclamata e si debba pure appoggiare. Un messaggio per tutti i commercianti taglieggiati che non denunciano. Io do un messaggio a loro, io sono un padre di famiglia, 4 figlie femmine. Lo so che fa paura, lo so che non ci si dorme la notte, ma è un fatto di dignità personale. Ognuno di noi è libero, deve essere libero di poter pagare quello che vuole comprare, non per estorsione. Quindi ribellatevi e denunciate questi farabutti. La svolta delle indagini, dai video di sorveglianza e dai post sui social, scoperta una rissa tra giovani vicino ai giardini comunali di Biancavilla. 8 denunce, 5 sono minorenni. Giusy Lazzara. La rissa c'è stata, anche se quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato i ragazzi a chiacchierare su una panchina. Il 20 novembre del 2023 una chiamata al 112 avvertiva di una lite nella zona Casina, vicino al giardino di Piazza Martiri di Ungheria a Biancavilla. 2 gruppi di ragazzi se le davano di santa ragione con una mazza da baseball e un bastone di legno. All'arrivo dei carabinieri però tutti avevano negato di aver litigato. Nonostante quella sera non sia stato possibile ricostruire che cosa era accaduto, i carabinieri, analizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, hanno scoperto quello che realmente era avvenuto. Così sono partite le denunce in stato di libertà, 8 ragazzi, 5 minorenni per rissa aggravata. 2 di loro, un 16enne e un 21enne di Adrano, sono stati denunciati anche per porto di armi e oggetti pericolosi. Dalle registrazioni sono state individuate anche le targhe delle autovetture che erano parcheggiate vicino alla piazza. Così, convocati in caserma, i 3 proprietari, accompagnati dai figli minorenni, hanno ammesso lo scontro tra un gruppo di ragazzi di Adrano e uno di Biancavilla. Utili anche i video che gli stessi ragazzi, 2 minorenni e 3 maggiorenni che avevano già avuto denunce penali, avevano postato sui social.
Ancora cocaina e hashish sono stati trovati in un garage al villaggio Sant'Agata a Catania. La droga era nascosta tra le cianfrusaglie e gli attrezzi da pesca. I carabinieri hanno anche sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilance digitali e un quaderno con nomi e cifre verosimilmente riconducibili agli introiti dell'attività illecita. Il GIP ha convalidato l'arresto per un 43enne. E sempre a Catania la droga era nascosta sotto la targa dell'auto all'interno del paraurti. La Guardia di Finanza ha trovato 4 kg di cocaina divisa in panetti per un ricavo di circa 700.000 euro. Arrestato il conducente, un uomo di origini nissene, fermato per un controllo a San Gregorio di Catania. Infallibile il fiuto del cane antidroga Escort. E verrà fissato, dopo l'analisi del materiale trovato nei cellulari e nei computer degli indagati, l'interrogatorio di Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia di fanatici religiosi che hanno aiutato Giovanni Barreca a sterminare la moglie e i figli durante una sorta di rito di purificazione dal demonio. I due, che sostengono di non essere stati nella villetta della strage, hanno chiesto di essere sentiti dai PM di Termini Imerese. Barreca, dal canto suo, pur continuando a ripetere di aver solo voluto liberare la famiglia dal demonio, ha parlato di plagio da parte della coppia. 2 esperti saranno nominati per valutare la capacità mentale dell'uomo. E parliamo del caso di Filippo Mosca, il nisseno di 29 anni detenuto nel carcere romeno di Porta Alba in Romania, dopo la condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Giovedì 7 marzo inizierà l'appello. La madre è molto provato, ho paura per lui. Emanuela Corsi. Mi manchi, Giaguaretto, di quella mancanza che ti manca la terra sotto i piedi. Mi manchi tu e mi manca la me stessa di 10 mesi fa, quando tutto è cambiato e le nostre vite sono andate in frantumi. È l'inizio dell'ultimo post che Ornella dedica al figlio Filippo. Nel video si vede lei da giovane che tiene in braccio il suo bambino in un giorno di festa. Era il 1997. Sono passati anni da quei momenti spensierati. Oggi Filippo è detenuto in un carcere romeno dopo la condanna a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di stupefacenti. Giovedì inizierà l'appello. Ornella, da Londra, dove vive, volerà in Romania, ma le speranze che i giudici possano ribaltare la sentenza, ci dice, sono poche. Stiamo vivendo con grande ansia, con grande paura che la sentenza che è stata emessa in primo grado venga confermata anche in appello. Filippo è molto spaventato, psicologicamente davvero provato. Ornella ci racconta anche come sta il figlio. Dopo le denunce sulle condizioni disumane di detenzione e l'intervento dell'ambasciata, Filippo è stato trasferito in un'altra cella e gli è stato offerto un supporto psicologico, ma non nella sua lingua. È stato spostato in una cella più piccolina, quindi chiaramente è incolume rispetto ad aggressioni anche pesanti che aveva subito all'interno del carcere in una cella con altre 23 persone. Le condizioni di detenzione non sono fra le migliori, chiaramente c'è un problema strutturale lì di igienico-sanitario, ma anche di organizzazione del penitenziario stesso. Stanno 24 ore su 24 a fissare il soffitto. Il dramma del giovane nisseno e della sua famiglia inizia a maggio del 2023, quando con la sua ragazza e un'altra coppia di amici decidono di partire dalla Sicilia per andare in Romania al famoso Sunway Festival. L'ultimo giorno, prima del rientro in Italia, una loro conoscente gli chiede il favore di farsi recapitare nel loro albergo un pacco che era in ritardo e che contiene cosmetici. Dentro al pacco, invece, la polizia troverà 150 grammi di marijuana, chetamina ed ecstasy. Filippo si è sempre dichiarato innocente ed è per questo che chiaramente la sua sofferenza è proprio una sofferenza dell'anima. L'Ismet di Palermo è giunto al trapianto numero 3000 in 25 anni. Oggi la giornata per fare luce sul centro di rilevanza internazionale, grazie anche alle storie di alcuni trapiantati. Per loro è sempre come nascere una seconda volta. Roberta Lunghi.
3.000 trapianti effettuati dal luglio 1999. Sono i numeri dell'ISMET di Palermo, l'Istituto Mediterraneo di Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione, in partnership fra Regione Siciliana e UPMC di Pittsburgh negli Stati Uniti. 2.400 i trapianti da donatore cadavere, 600 da donatore vivente, 342 i trapianti pediatrici. Con il 10% dei pazienti provenienti da altre regioni italiane per eseguire un trapianto e il 5% giunto da altre nazioni, ISMET è diventato un centro di riferimento nazionale e internazionale per i siciliani, un vero stop ai viaggi della speranza e il rinsaldarsi del processo contrario, e cioè di persone che si spostano dal nord verso Palermo. Emblematico il caso di Gino, arrivato in Sicilia da Verona. Io sono stato trapiantato di polmoni in seguito ad una malattia genetica tremenda che è la fibrosi cistica e che nei miei anni portava alla morte. Ho potuto beneficiare di un donatore siciliano, per cui mi sento siciliana. Per i trapiantati è sempre una nuova nascita. La vita mi è cambiata, l'apprezzi di più. Sono tanti fattori diversi rispetto a prima. Ma gli organi a disposizione per i trapianti non sono sufficienti. Serve spingere sulle donazioni, ma non solo. Non ci saranno mai organi sufficienti per tutti i pazienti in lista di attesa. Dobbiamo trovare altre modalità per curare i nostri pazienti, le terapie cellulari, la medicina rigenerativa. In questo la Fondazione Rimede con i suoi ricercatori, ma anche i ricercatori di ISMET, potranno giocare un ruolo fondamentale in futuro. La paziente numero 3000 è stata una bimba di 8 anni affetta da una malattia rara che può causare insufficienza epatica. Il trapianto è stato eseguito con successo utilizzando lo split liver, la tecnica della suddivisione del fegato che permette di salvare 2 pazienti con un solo organo. Catania caccia al pirata della strada che ha travolto ed ucciso un 93enne originario di Adrano. La svolta potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere sul Corso Italia. L'attenzione si concentra su un'auto bianca di grossa cilindrata. Tonino De Mana. Una rosa in ricordo di Agatino Botta e leggiamo testualmente: qui è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Ci troviamo in pieno centro, Corso Italia a Catania, e sopra la nostra testa una telecamera. Un'auto di grossa cilindrata di colore bianco, Audi o Mercedes, ed un uomo di mezza età. Sono questi gli unici indizi per cercare di risalire al pirata della strada che ha investito Agatino Botta, morto a 93 anni in seguito alle ferite riportate nell'incidente. La telecamera che vedete in queste immagini potrebbe aver filmato tutto, tanto che gli investigatori stanno visionando frame su frame per risalire all'identità dell'investitore. Se qualcuno ha visto qualcosa, avverta la polizia. È l'appello lanciato dai familiari, che poi si sono chiusi nel silenzio e nel dolore. Comprensibile, per una morte assurda, per un episodio avvenuto in pieno giorno ed in pieno centro. Possibile che nessuno abbia visto nulla? E ci sarebbe anche un particolare inquietante: l'automobilista sarebbe sceso dalla macchina dicendo ai presenti che l'anziano era caduto da solo prima di allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce. E l'appello sarebbe proprio rivolto a quei passanti che avrebbero sentito il pirata della strada. Sul luogo dell'incidente in tanti si fermano, osservano ed ammettono. Evidentemente c'è molta disattenzione e poco controllo. Molta improvvisazione, ecco, ma non ci sono vigili urbani. Tra l'altro lei noterà che anche su questi marciapiedi posteggiano in maniera selvaggia, i pedoni non possono attraversare perché ci sono le auto posteggiate sulle strisce pedonali. Che lo trovano e paga, perché una che deve soccorrere, io qua ho 70 punti, nessuno mi ha aiutato ad alzarmi. Sulla vicenda indaga la polizia, ma tutti possono contribuire alle indagini, senso civico permettendo. L'attrice e cantautrice Clara, dopo il successo di Mare Fuori a Sanremo, presenta il suo primo album. A Catania grande accoglienza da parte dei fan, tra una foto e un firmacopie. Simona Mazzone. Brava, bella e talentuosa, lei è Clara Soccini, o semplicemente Clara, reduce da una serie di successi tra televisione con Mare Fuori e Palco di Sanremo nell'edizione appena conclusasi. A dicembre, dopo alcuni inediti e collaborazioni nel panorama musicale, vince Sanremo Giovani e adesso pubblica il suo primo, di nome e di fatto, album.
Catania ha incontrato i tantissimi fan tra una foto e un firmacopie. Sono molto felice di essere qui durante il mio in-store tour, è il mio primo in-store tour del primo album, quindi c'è tanta emozione. Ora questa è l'ultima tappa, devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Nella serie TV del momento, Mare Fuori è arrivata nella terza stagione, dove interpreta Giulia o Crazy J, controverso personaggio appassionato di musica trap che frequenta ambienti poco raccomandabili. Da Mare Fuori a Sanremo, cos'è meglio, recitare o cantare sul palco? La musica mi ha portato a Mare Fuori perché avevo la fortuna che tra i miei pochi ascoltatori delle mie canzoni che erano già uscite ci fosse il regista di Mare Fuori, quindi è sempre tutto collegato alla musica, che è la mia passione di sempre, però devo dire che recitare è stata una bellissima esperienza. E poi il successo di Sanremo con un testo impegnativo, diamanti grezzi, che invita ad accettare le proprie insicurezze. Sì, l'essere se stessi secondo me è un po' quello che dovremmo fare tutti, accettarci, però ovviamente è molto difficile, a dirsi è molto più semplice, però è figo anche essere dei diamanti grezzi. Prima della pagina dedicata al calcio giocato, sentiamo l'umore dei tifosi rossazzurri all'indomani dell'ennesima occasione mancata dal Catania di Lucarelli, che ha pareggiato in casa contro il modesto Monterosi. Eva Spampinato. Mangia! Buona d'ampischizza! Buona, come Catania, buona. Secondo lei oggi di cosa parliamo? Del Catania, no? Sì, hai giocato benissimo il Catania, siamo grandi. Io sono soddisfatto di questa prestazione che fa. C'è ironia nell'aria, è l'unica arma rimasta? E solo questa ci è rimasta. Grazie a Lucarelli e a questa bella squadra che abbiamo, disgraziati di noi che ci siamo. Vergogna! Svegliatevi! Dall'esaltazione alla delusione? Una delusione veramente, però non lo so, il presidente è buono, la squadra c'è, non c'è gioco. Oggi c'è nervosismo. Sì, forse solo oggi. Ma ormai ci siamo abituati comunque, non è che fa una partita buona il Catania e 5 tinte. Secondo me se ne ha l'allenatore. Ha perso mai il controllo della squadra, non ha schemi, non ha niente, non ha soluzioni e cerca sempre giustificazioni. Chi tu era dentro? Chi stai cantando ancora di chi l'allenatore? Svegliatevi! Sono stato attento per vedere sceniamo. Io ci stanno giocando. Forse per il Catania ci vorrebbe un bel urlo, anzi una vociata tipica catanese come la tua. Svegliatevi! Ci rivorrei? Io ci credo. Sempre forza Catania. Una breve pausa, torniamo tra pochissimo, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Catania prosegue la sua marcia a singhiozzo, brillante almeno per i risultati in Coppa Italia, spesso inguardabile in campionato. È successo anche ieri, scialbo pareggio interno con il Monterosi. I rossazzurri sono 15esimi in classifica e i tifosi contestano. Marco Carli. Terzultimo attacco del campionato e in graduatoria ultimo posto utile per evitare i play-out che restano lontani 6 punti grazie al pareggio del Taranto in casa della Turris che era andata in vantaggio. Numeri, ma non sono solo quelli a condannare il Catania dopo il pari interno in rimonta con il Monterosi penultimo in classifica. Sterilità offensiva, difficoltà a creare gioco e in generale poca grinta. Lucarelli la vede così. Purtroppo non siamo riusciti a ricaricarci nessuno. Dopo la partita di mercoledì abbiamo portato le scorie della fatica e anche sotto certi versi della vittoria. La partita è avara di emozioni, ma il demerito è del Catania. Dopo il successo in Coppa ci si aspettava altro. Ho provato a riconfermare in blocco il gruppo di mercoledì, salvo dove avevamo giocatori infortunati, però purtroppo col senno di poi sarebbe stato meglio cambiarne 10 e giocare con giocatori riposati. Il Monterosi va in vantaggio nel primo tempo grazie a Rossi su cross di Usepi. Il Catania non reagisce, Lucarelli prova a cambiare uomini e sistema di gioco, passa la difesa a 3, ma il primo tiro in porta della partita arriva dopo 80 minuti con Costantino. Il secondo, quello di Conte, su sponda di Curado, vale l'1-1, ma non placa l'ira e la delusione dei tifosi a fine partita. Caso di guardarsi le spalle adesso? No, ora io non direi così, non sarei così pessimista, io non ero così euforico dopo la partita con Rimini, non sono nemmeno
pessimista, ripeto, è la partita che purtroppo ci aspettavamo che è stata e ce l'aspettavamo. Con la vittoria di Brindisi, il Messina si è avvicinato alla salvezza diretta ed è tornato in corsa per la qualificazione ai play-off. Dopodomani, nel turno infrasettimanale, la squadra di Modica riceverà al Francoscoglio il Crotone. Sergio Colosi. Salvezza blindata e speranze di play-off sono i due temi ricorrenti nell'analisi della gara vinta a Brindisi. L'entusiasmo e la qualità del Messina hanno prevalso sulla disperazione dei pugliesi, come evidenziato dal capitano Nino Ragusa. Sicuramente non era una partita facile, perché quando giochi contro l'ultimo in classifica ci può essere sempre la trappola dietro l'angolo. Siamo stati bravi noi a partire subito forte, a interpretarla bene. Credo che la squadra si sia comportata benissimo oggi, eravamo messi bene in campo, abbiamo rischiato veramente poco e questa unità ha fatto sì che arrivasse una vittoria comunque abbastanza netta. La salvezza matematica è dietro l'angolo, poi spazio al sogno dei play-off. Per sentirsi liberi mentalmente mancano ancora 2-3 punti, poi dopo possiamo vedere se riusciamo a liberarci mentalmente, anche perché io, come tutti i miei compagni, non dimenticheremo mai il periodo negativo che abbiamo avuto, tutte le critiche che ci sono state, quindi come era giusto che sia. Credo che in questo momento dobbiamo goderci la vittoria, goderci quello che è questo periodo. Se la classifica dirà e il calendario dirà che possiamo pensare ad altro, lo faremo. Messina già proiettato al prossimo impegno. Mercoledì al Francoscoglio c'è il Crotone, ferito dalla rimonta del Giuliano. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.